Olivia e le principesse di Jan Falconer. Olivia è depressa. Penso di avere una crisi di identità. Non so cosa vorrei essere. Beh, dice il papà, sarai sempre la mia piccola principessa. È proprio questo il problema. Tutte le bambine vogliono essere delle principesse. Alla festa di compleanno di Pippa erano tutte vestite allo stesso modo, gonna rosa a balze piene di lustrini, coroncina e bacchetta magica con i brillantini, perfino qualche maschio. Io invece ho preferito indossare una semplice maglietta alla marinara, un paio di fuseau, delle ballerine nere, un filo di perle, occhiali da sole, una borsetta rossa e il mio cappello di paglia. Perché vogliono tutte essere principesse delle fate? Perché non una principessa indiana o della Thailandia, africana o magari cinese? Ci sono un sacco di alternative. Al saggio di danza della scuola di ballo, tutte, ma proprio tutte, hanno fatto il provino per il ruolo della principessa delle fate. Ma Olivia, le fa notare la mamma, se non ricordo male, l'anno scorso anche tu volevi fare la ballerina. Sì, ma insomma, allora ero piccola. Adesso sto cercando di sviluppare un mio stile personale più essenziale, moderno. Olivia, è l'ora del bagno, dice la mamma. E a Halloween, indovina da che cosa si sono vestite tutte le bambine? Principesse? Principesse! Io invece mi sono travestita da facocero e ho fatto un effettone. Se tutte fanno le principesse, allora essere una principessa non è più qualcosa di speciale. Perché tutte vogliono essere uguali? Dopo il bagno, Olivia chiede alla mamma di leggerle una favola. La storia di una bella fanciulla rinchiusa in una torre da una regina cattiva. Ma un bel giorno arrivò un bel principe, la liberò e fece di lei la sua... No! La sua principessa è no, D'accordo, dice la mamma, che sta cominciando a perdere la pazienza. Allora ti leggerò la storia della piccola fiammiferaia. C'era una volta una bambina che camminava a piedi nudi nella neve e doveva vendere una gran quantità di fiammiferi. Ogni tanto ne accendeva uno per riscaldarsi, ma la fiamma durava troppo poco. Oh mamma, questa storia è troppo triste. Posso anche non desiderare di essere una principessa, ma non vorrei nemmeno morire congelata nella neve. Lo sai cosa voglio io invece? Dice la mamma, che ti addormenti fra 5 minuti. Prima leggimi la storia di Cappuccetto Rosso. No, Olivia, è ora di dormire. Dai, solo le parti in cui tutti vengono mangiati, per favore. Buonanotte, Olivia, dice la mamma spegnendo la luce. Olivia prova a chiudere gli occhi, ma il sonno non arriva. 1000 pensieri le ronzano in testa. Forse potrei fare l'infermiera e prendermi cura dei malati e degli anziani. Userei i miei fratelli per provare per esercitarmi nelle fasciature. Oppure sì, potrei adottare degli orfanelli da tutto il mondo. Sì, questo è meglio. Fare la reporter e svegliare, anzi svelare i traffici illeciti delle grandi società. Sì. Ho trovato! Voglio essere una regina!